Euroregione.news. Attestati di friulano e fieste de patrie. Consegnati 10 attestati di lingua friulana in attesa del 6 aprile, quando a Sacile ci saranno i festeggiamenti per i 948 anni dalla costituzione dello Stato patriarcale del Friuli. Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, sottolinea con enfasi i risultati. Momento assolutamente importante in cui abbiamo condiviso anche con gli allievi quella che è una pratica che dovrà essere utilizzata sempre di più e che vede appunto la lingua friulana al pari di tutte le altre lingue più blasonate. Quindi abbiamo questa certificazione che abbiamo messo a punto grazie all'Università del Friuli, all'Università di Udin, e l'abbiamo realizzata grazie soprattutto all'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Questa certificazione è assolutamente, importante, così come è importante la certificazione in tedesco in Sud Tirolo, ma la vediamo protagonista in tutte le aree d'Europa dove la politica linguistica è fatta veramente bene. Quindi noi ci siamo dati veramente da fare come Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ma il nostro ringraziamento va anche a chi ha realizzato i materiali, a chi è stato così bravo da poter portare come docente l'interesse della lingua friulana ai massimi livelli, e soprattutto ai nostri allievi che sono stati veramente diligenti, veramente interessati e soprattutto professionali. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.